Ciao a tutti, sono Emanuele Bonaglia e benvenuti nel mio diario. Nei video che seguiranno vi spiegherò come eseguire la margherita nella maniera tradizionale canturina, quindi come si esegue nel pizzo di Cantù. Vi sono tante tipologie di margherita, però la tradizione canturina prevede che all'interno del seme, del cerchiolino interno, vi sia una cordetta di 2 coppie e solitamente viene eseguita metà a punto tela e metà a mezzo punto. Logicamente possiamo differenziare ed eseguire questa margherita come preferiamo, come vogliamo. Io eseguirò questa margherita metà a punto tela e metà a mezzo punto. Quindi incominciamo la lavorazione ponendo uno spillo in questo punto e mettiamo 2 coppie per poter eseguire la cordetta che costituisce il seme. Queste 2 coppie eseguono una cordetta, quindi giro e incrocio. È sempre la solita cordetta che ho eseguito anche quando ho mostrato e spiegato il fiorellino con i buchini. Giro e incrocio, giro e incrocio, giro e incrocio, fino ad avere tutto il cerchietto. Io preferisco solitamente mettere gli spilli e poi eseguire la cordetta in modo che così da facilitarmi poi il successivo aggancio nel punto di inizio. Quindi eseguiamo la cordetta nella maniera normale e poi passiamo dietro agli spilli in questo modo fino ad arrivare al punto di inizio, in questo modo. A questo punto dobbiamo agganciare queste coppie dentro all'occhiellino. Togliamo lo spillo e mettiamo l'uncinetto per poter fermare queste coppie. Mettiamo tutti nell'occhiello eseguito, mettiamo tutti i fuselli e poi tiriamo con delicatezza. Rimettiamo lo spillo nel punto dove l'avevamo messo in precedenza e a questo punto possiamo agganciare le altre coppie per la lavorazione. Abbiamo quindi 2 coppie pronte per essere lavorate. Aggiungiamo altre 3 coppie per iniziare la lavorazione. Le aggiungiamo agganciandole alla cordetta in questo modo. Mettiamo l'uncinetto sotto alla cordetta, prendiamo la coppia e mettiamo un fusello dentro l'occhiello in questo modo. Rivediamo, mettiamo l'uncinetto sotto alla cordetta, prendiamo la coppia, nell'occhiello che si forma mettiamo la coda di un fusello in questo modo.
Abbiamo 5 coppie e possiamo cominciare la lavorazione. Cominciamo con la seconda coppia di destra, perché questa coppia sarà il piede. Eseguiamo il piede e mettiamo lo spillo, 2 torcigliate e lavoriamo a puntotela verso la parte destra. Adesso dobbiamo aggiungere una coppia. La aggiungiamo, come vi ho già fatto vedere, mettendola sullo spillo del piede e dividendola con l'ultima coppia, in questo modo. Lo mettiamo sullo spillo del piede e sopra a metà dell'ultima coppia già presente. Quindi attorcigliamo per fare il piede e lavoriamo praticamente queste due coppie, il filo vecchio con il filo nuovo e il filo vecchio con il filo nuovo. E mettiamo lo spillo. Continuiamo a lavorare e aggiungiamo in questo punto ancora un'altra coppia. Quindi eventualmente possiamo anche fare in questo modo, mettere uno spillo un po' più sopra della lavorazione, prendere la coppia e dividerla con l'ultima coppia presente, sempre a cavallo, filo nuovo, filo vecchio, filo nuovo e filo vecchio. Quindi lavoro il filo nuovo, il filo vecchio e il filo nuovo, il filo vecchio. Faccio il piede e metto lo spillo. Lavoriamo, adesso facciamo il piede e torniamo indietro. Ci fermeremo in questo punto dove farò vedere come eseguire la curva e quindi cambiare la lavorazione da puntotela a mezzo punto.